proviamo a riprendere il filo della discussione attorno alla programmazione economico-finanziaria di questa Regione, che ci vede impegnati ormai da un paio di settimane nella fase più delicata, quella più rilevante dell'amministrazione regionale. Allora, dicevo, proviamo a tenere il filo della discussione arrivando all'atto finale di questa sessione di bilancio, e cioè al documento che prevede e che si occupa esplicitamente dell'allocazione delle risorse, documento all'interno del quale dovremmo finalmente trovare le risposte alle tante questioni che abbiamo posto in questi giorni. Sappiamo esattamente quanto la crisi economica e sociale impatterà, sta già impattando e impatterà in misura ancora maggiore nei prossimi mesi. Oggi è uscita anche sulla stampa il resoconto di Banca d'Italia che ci racconta, fotografa in maniera chiara cosa è accaduto anche alla nostra Regione negli ultimi mesi del 2022 e cosa ci spetterà nei prossimi anni. Abbiamo visto come la ripresa economica, rispetto alla quale il Veneto sembrava avere delle performance interessanti, ha già cominciato a rallentare nella fine di questo 2022 e di come verosimilmente, dice Banca d'Italia, rallenterà, è destinata a rallentare ancora nel corso del prossimo anno. Addirittura alla fine del 2021, per la prima volta dalla pandemia, i dati sulla crescita economica regionale sono tornati in area negativa e dunque la fase espansiva, quella che avevamo pensato potesse essere una sorta di rimbalzo economico, non solo si è già fermata, ma rischia anche di tornare indietro. E Banca d'Italia ci ricorda e ci conferma come i rincari di gas e di energia elettrica hanno già ovviamente cominciato a manifestare i loro effetti certamente sui costi di produzione, ma si stiano già anche trasferendo sui beni di consumo e sono dunque destinati ad alimentare la crescita della spinta inflazionistica. Volendo guardare anche sul quadro occupazionale del mercato del lavoro, vediamo come, malgrado i livelli di occupazione della nostra Regione siano sempre stati su livelli assolutamente positivi, malgrado questo, dico, nel 2022 il ricorso alle ore di cassa integrazione al netto ovviamente del periodo Covid è ancora 3 volte superiore a livelli ordinari prima della pandemia. Quindi, insomma, anche Banca d'Italia conferma per la fine di questo anno e per i prossimi quel quadro di preoccupazione e di incertezza di cui abbiamo spesso parlato in questi giorni, un quadro in netto peggioramento e che verosimilmente travolgerà la nostra economia come quella nazionale. Ora, noi ci troviamo nella condizione in cui il contesto economico e sociale in peggioramento di cui stiamo parlando manifesta evidentemente delle necessità sempre crescenti, sia sul fronte delle politiche economiche quanto sul fronte delle politiche di natura sociale o sociosanitaria. Allora, se siamo in un contesto in cui l'economia e la società ci chiede un maggiore impegno anche dal punto di vista economico, capirete bene che è complicato poter offrire delle risposte adeguate se le risorse rimangono quelle di solito. Ora, sul punto vorrei, giusto perché è utile chiudere il cerchio della discussione che abbiamo fatto in questi giorni, tornare sul contesto della fiscalità o della finanza regionale per puntualizzare alcune cose che ci possono servire anche nella discussione di oggi. La prima cosa che vorrei dire è che sia chiaro a tutti, anche se sono certa che è notizia nota, che non è vero che i governatori o i presidenti di regione non hanno mai messo l'addizionale IRPEF. Ce n'è uno che l'ha messa. Recentemente, nel 2001, in questa regione, e si chiamava Giancarlo Galan. Forse il presidente Zaia si è dimenticato questo dettaglio. Il presidente Galan nel 2001 decide di mettere l'addizionale IRPEF per la prima volta in questa regione. A proposito di coraggio e di visione, il presidente Galan in quegli anni non solo mette l'addizionale IRPEF,
Presidente Galani in quegli anni porta i livelli di indebitamento della regione, il vicepresidente si chiamava, se non sbaglio, Luca Zaia, ma forse sono io che ho una memoria troppo di ferro per questo Consiglio regionale. Negli anni della presidenza Galani e della vicepresidenza Zaia mettiamo dunque l'addizionale IRPEF, portiamo i livelli di indebitamento regionale ai livelli massimi storici, ricorriamo a tutte le forme di indebitamento alternative al mutuo che la legge ci consentiva di attivare, penso al DANC, dopo ne riparliamo, penso al Fondo Anticipazione e Liquidità, e investiamo tantissimi soldi in una serie di opere, vi hanno citato ieri ad esempio il Passante di Mestre, ma potremmo citarne altre, il Mose, quante altre, che, come dire, hanno provato a spingere la Regione del Veneto, spingendo appunto sull'acceleratore, dentro una fase di grande espansione. Certo erano altri tempi, potremmo dire, erano però i tempi della crisi internazionale, erano i tempi della difficoltà, erano anche i tempi dell'austerity dell'Unione Europea e malgrado questo, in quella fase in cui era già in atto un cambiamento epocale e strategico a livello globale, la Regione del Veneto decise di scommettere sulla capacità che avrebbe potuto avere, attraverso un grande investimento pubblico, di stare al centro delle dinamiche economiche del Nord Europa. Ora, questo lo dico perché ci sono fasi nella storia in cui uno deve scegliere da che parte stare. Vale non solo in politica. Può scegliere se giocare in difesa la partita, il catenaccio, giusto perché siamo in periodo di mondiali, quindi stiamo su questi paragoni. Giochiamo contro una squadra molto forte, la crisi, e dobbiamo decidere come rispondere alla crisi. C'era il classico gioco all'italiana, si diceva catenaccio, 8 giocatori in difesa, una punta sola davanti, vediamo se segna, che è lo schema di gioco che stiamo adottando noi. Tutti in difesa, sono calcisticamente molto preparati. Tutti in difesa, sapevo che era un modo per attirare la vostra attenzione, se vi parlo di numeri di bilancio non mi ascoltate, ma se parlo di calcio gli uomini, no? Il testosterone dell'aula, anche alle 9 di mattina, comanda. Posso proseguire, Presidente, scusi? Colpa mia che mi sono lasciata andare se cito certi temi... no, infatti ho detto colpa poi... mia che ho acceso il dibattito, infatti non era un allora, lamento. permettete alla coordinatrice di continuare con tranquillità, grazie. No, dicevo, possiamo scegliere come giocare questo mondiale. Lo stiamo giocando come lo giocava l'Italia qualche decennio fa. Catenaccio, 8 giocatori in difesa, un'unica punta, il Presidente, che prova il guizzo, che prova l'invenzione, le Olimpiadi, Intel. Non è detto che sia sufficiente, non è detto che ci basti segnare un gol, non è detto che, in realtà, consigliere Pan, quell'Italia non aveva, sì. Non so se il Presidente Zaia sia Paolo Rossi, mettiamola così, forse Totò Schillaci al massimo. Ora, a parte le battute, abbiamo uno schema di gioco, tutti in difesa, un'unica punta che speriamo faccia l'invenzione, faccia la magia. Io penso che noi invece, questo vale anche sul piano calcistico, io preferisco invece le squadre che hanno il coraggio di affrontare a viso aperto anche un avversario più forte e provano a batterlo sul campo, col gioco di squadra, anche se magari ci sono meno talenti individuali, e con la capacità, attraverso schemi di gioco intelligenti, di superare le abilità tecniche degli avversari. Noi questo credo avremmo dovuto fare in questa situazione, di fronte ad un avversario così forte come la crisi economica, come la crisi energetica, come le sfide delle transizioni digitali ed ecologiche che abbiamo davanti, come l'internazionalizzazione delle imprese che porta i nostri contesti aziendali a dover competere con contesti internazionali, di fronte alla grande crisi sociale che porta le famiglie e i cittadini del Veneto a dover fare i conti non soltanto con degli aumenti spropositati dei costi, ma anche con la paura e l'incertezza. Banca d'Italia ci dice
che c'è un'incidenza molto rilevante della tendenza delle famiglie a tornare a risparmiare anziché a spendere. Ecco, noi dovremmo fare quello che ovviamente i singoli cittadini non riescono a fare: contrastare la crisi economica. Invece noi, da 10 anni a questa parte, cioè da quando siamo stati travolti insieme a tutti gli altri dall'altra grande crisi, quella finanziaria, abbiamo scelto di giocare in difesa. E come abbiamo giocato in difesa? Abbiamo accettato la decisione, il regalino del Presidente Galan, che dopo averla messa, l'addizionale l'ha tolta, proprio prima delle elezioni che hanno visto la prima vittoria del Presidente Zaia, e da allora abbiamo cominciato una rigidissima politica di austerity sul bilancio regionale. Abbiamo cominciato un rientro dal debito molto puntuale, abbiamo cominciato un rientro dal cosiddetto DANC, cioè dall'esposizione debitoria che avevamo nei confronti dello Stato, che ha impegnato e continua ad impegnare gli utili di questa regione per cifre rilevanti, milioni di euro l'anno. Siamo tuttora ancora impegnati, mi pare ci siano circa 2 milioni di euro ancora di residuo, di rientro dall'operazione di anticipazione di liquidità che abbiamo utilizzato qualche anno fa per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione. Lo dico perché, siccome, giusto per puntualizzare alcune affermazioni che ho sentito in quest'Aula, verissimo che il Veneto non è la regione benchmark, però è una delle regioni che ha una velocità di pagamento delle imprese più alta. Lo abbiamo fatto perché lo Stato ci ha prestato i soldi per farlo e oggi li stiamo restituendo, e abbiamo insomma ridotto al minimo l'indebitamento, il ricorso all'indebitamento come meccanismo per finanziare gli interventi in conto capitale. Il risultato qual è oggi? Il risultato oggi è che noi abbiamo un bilancio molto solido dal punto di vista finanziario, ma rispetto al quale non abbiamo margine di manovra alcuno. Allora, questo atteggiamento sulle politiche di bilancio, cioè questo schema di gioco, io lo potevo comprendere nel momento in cui il mondo occidentale, l'Europa, era tutta impegnata in una politica di rientro del debito, la famosa austerity. Cioè quando, sotto i colpi del patto di stabilità e crescita, l'Europa obbligò di fatto i Paesi membri e l'Italia per primo, e dunque a cascata le regioni, a politiche di bilancio di contenimento della spesa. Perché l'idea era, che è quella che si è dimostrata fallimentare sotto i colpi della pandemia e che oggi il Presidente Zaia ci ripropone come modello di politica economica, è che in fase di crisi, di incertezza, di preoccupazione, la risposta che la politica deve dare è quella di tirare la cinghia, diceva il consigliere Pan una volta. Siccome non sappiamo cosa succederà, tiriamo la cinghia, aspettiamo momenti migliori. Ed è quello che ci ha chiesto l'Europa per decenni, ed è l'atteggiamento contro il quale alcuni partiti, il vostro in particolare, ha fatto le battaglie in questi anni. L'Europa matrigna, l'Europa che ci obbliga a tagliare le spese, l'Europa della spending review, e dicevamo bisogna tenerla, l'Europa che ci obbliga a fare la riforma Fornero, quella che adesso non ci piace per niente, l'Europa che ci obbliga a tagliare le spese e gli investimenti in sanità, e abbiamo passato anni a lamentarci che l'Europa non ci consentiva di svolgere la funzione pubblica di rilancio degli investimenti. Ora succede che nel 2020 arriva la pandemia, e quando arriva la pandemia ci siamo accorti come tutti i risparmi, tutti i tagli, tutte le politiche restrittive che l'Europa ci aveva imposto e che noi, non solo noi, ma noi soprattutto, noi Italia, avevamo attuato in quegli anni, ci avevano reso disarmati di fronte alla pandemia. Avevano sottoinvestito nel comparto sanità, avevamo sottoinvestito nei servizi di welfare, e quando ci siamo accorti che avevamo bisogno di strutture e infrastrutture pubbliche, ci siamo accorti che non ce le avevamo più, perché per decenni, anziché investire, avevamo tirato la cinghia. Allora nel 2020
tutti gli Stati europei, quasi tutti per la verità, ce ne sono alcuni guidate da forze di estrema destra che non hanno svolto questa funzione, ma diciamo la larga parte degli Stati europei e in particolare il Parlamento europeo e la Commissione europea si rendono conto che continuare a richiedere interventi di austerity, di taglio dei costi, di rientro dal debito, di contenimento della spesa pubblica ci aveva reso più fragili e più esposti a shock imprevisti come la pandemia è stata. E quindi l'Europa non solo ha detto sospendiamo, annulliamo il patto di stabilità e crescita, addirittura ha detto, cari Stati membri, facciamo il debito comune, vi trasferisco delle risorse a fondo perduto per tentare di recuperare tutte quelle risorse che negli anni degli austerity vi ho costretto a non investire. È questo il PNRR, il Next Generation EU. È un recupero da parte delle istituzioni comunitarie di tutti gli errori dal punto di vista di politica pubblica che aveva inanellato negli anni precedenti. E quindi lo ha capito l'Europa. Ha messo a disposizione quantità ingenti di risorse, si è resa disponibile al debito comune, non lasciando dunque gli Stati membri soli davanti alle intemperie del mercato finanziario, e ha fornito a chi si dimostra in grado di farlo le risorse per cambiare. Ci ha detto una cosa in più l'Unione Europea, ci ha detto questa operazione, perché ha imparato che non si può contrarre la spesa nelle fasi di crisi, ma ha anche imparato che è fondamentale orientare bene gli investimenti se vogliamo finalizzarli al futuro, e ci ha anche detto che questa enorme quantità di risorse non va spesa a caso, va spesa tenendo conto di alcuni elementi strategici che possono aiutare alla proiezione nel futuro: la sostenibilità, i giovani, la coesione territoriale. Ora l'ha capito l'Europa. Devo dire che l'ha capito anche il governo italiano negli anni complicatissimi della gestione della pandemia, governo insomma quasi di unità nazionale, dove tutti, almeno le forze più responsabili, la nostra, la vostra un po' meno, consigliere, però tutte le forze responsabili hanno mangiato il boccone amaro di doversi mettere d'accordo e hanno fatto politiche a debito per tentare di rispondere alle emergenze che avevamo davanti, e tendenzialmente dovranno continuare a farlo in qualche modo pur nel mutato contesto. Ora io vi chiedo se davvero pensate che sia possibile che se ne accorta l'Europa, che se ne accorto il governo italiano e non si accorga la regione del Veneto che bisogna cambiare schema di gioco se vogliamo arrivare in finale di questo mondiale. Il nostro è un bilancio molto simile a quello degli anni precedenti, infatti lo dicevo con qualcuno in questi giorni, basta studiarlo il primo anno di legislatura il nostro bilancio. Uno fa una fatica il primo anno, poi vive di rendita perché di fatto è sempre lo stesso, no? Quindi è un bilancio che cuba 17 miliardi, 10 dei quali più o meno, vado a spanne ma tanto ci capiamo, 10 dei quali sono praticamente di passaggio, entrano dallo Stato e vanno diretti ad azienda zero, poi sul punto tornerò. E su 17 miliardi quant'è la capacità che la Regione del Veneto ha di incidere sulle misure e sui numeri di questo bilancio? Le entrate su 17 miliardi, le entrate proprie sono poco più di 1 miliardo, 1,142 milioni. Allora 1 miliardo di entrate proprie e 520 milioni di spese obbligatorie, personale, affitti, bollette, struttura. Cioè noi siamo capaci di raccogliere sul territorio 1 miliardo e ne dobbiamo spendere 520 milioni per le spese fisse, si diremmo, no? Della struttura. Ora vi rendete conto che ci sarebbero molti altri dati da dare per dare la misura delle difficoltà che abbiamo noi, che ha l'assessore Calzavara nel comporre questo bilancio, ma ho scelto queste tre perché mi sembrano indicative del fatto
che stiamo facendo un matrimonio con i fichi secchi, come si dice in questo caso. Diciamo, all'indisponibilità di risorse fresche, come si dice, si aggiungono alcuni macigni che noi ci portiamo dietro e alcune spade di Damocle che rischiamo di avere sulla testa da qua ai prossimi anni, che ingessano ancora di più il nostro bilancio. Il tema dei derivati, anche questo ennesimo regalino delle giunte di centrodestra Zaia Galan. Il tema dei derivati, cioè di questa scommessa, di questa assicurazione sui tassi di interesse che risale ai primi anni 2000, è un'eredità che ci costa diversi milioni di euro l'anno. Spesa finanziaria. Non ci compriamo niente, non ci vendiamo niente con quei soldi lì, ma dobbiamo metterli a bilancio. Spesa finanziaria. C'è il tema della strada pedemontana veneta di cui abbiamo parlato ieri, su cui non vorrei spendere troppo tempo, ma è un investimento non fatto con i criteri ordinari dell'indebitamento pubblico, ma attraverso un meccanismo, un'operazione finanziaria, anche in quel caso, che io continuo a ritenere azzardata da un certo punto di vista, ma questa è un'opinione, certamente in distonia, in anticiclica rispetto alle necessità della Regione, che ci mette oggi, nel momento in cui avremo più bisogno di risorse libere, a dover accantonare a bilancio in 3 anni 67 milioni per far fronte al costo vivo della strada pedemontana veneta. E tutto questo avviene in un contesto in cui, spero di essere smentita, ma non credo sarà così, anche il livello di trasferimenti dallo Stato più o meno rimarrà quello, perché è finito il tempo del debito senza freni, perché è finito il tempo dei tassi di interesse molto bassi, che potevano anche consentire operazioni un po' più ampie di indebitamento, e perché anche a livello nazionale di risorse non ce ne sono più. Quindi le entrate sono quelle, le spese obbligatorie sono quelle, dallo Stato grandi aiuti non ci arriveranno, temo. Consentitemi di fare una battuta sul punto, anche qua, non è per... ma se lo Stato stanzia 21 miliardi, ma siamo amministratori seri se diciamo che al Veneto arriverà 1 miliardo perché spannometricamente è così? Cioè io non ho voluto polemizzare, ma sono abbastanza sconcertata dal pressapochismo con cui si affronta un tema così delicato. Uno si studia la legge di bilancio, fa un conto di quanto può arrivare e mi dà una cifra attendibile. Allora sì, posso stare su quel piano di ragionamento. Quindi quanto arriverà dallo Stato di quei 21 miliardi non è dato sapere. A me non convince il pressapochismo quando si parla di soldi, piace più ragionare in termini concreti. Quanto ci arriverà non è dato sapere, in ogni caso non ci basterà, perché le previsioni della legge di bilancio riguardano solo il primo trimestre del 2023. E noi rimaniamo in attesa e anziché contribuire a ridurre l'incertezza e le preoccupazioni di famiglie e di imprese, andiamo in difesa, catenaccio, tutti fermi, immobili, sperando che la punta segni il gol. Se non lo segna, ci sono un po' di buone notizie, perché poi se no qualcuno dice che sono pessimista e quindi che non sia mai. Però le 2 buone notizie sono, la prima, i fondi comunitari. Anche su questo però, parliamoci chiaro, per capire come si costruisce il bilancio della Regione del Veneto, perché ha ragione il Presidente Zaia, quest'anno, da quest'anno noi sommiamo le risorse comunitarie della vecchia programmazione e aggiungiamo le risorse comunitarie della prossima programmazione. C'è un dettaglio, colleghi, che in questo bilancio ci sono solo le uscite e non ci sono le entrate. In questo bilancio noi mettiamo 60 milioni solo nel 2023 di cofinanziamento, ma non sono registrate tra le entrate quello che moltiplicando l'Unione Europea ci restituirà.
Ma posso io lavorare su un bilancio fatto così, dove ci sono solo le uscite e non ci sono le entrate, eppure sono certe quelle entrate. Abbiamo letto gli articoli di stampa in cui il Presidente Zaia ci spiegava che l'Unione Europea, la Commissione Europea aveva approvato il nostro piano. E perché io non li vedo quei soldi nel bilancio? Quando è che entrano nel bilancio? E quando entrano, chi decide come impegnarli? 1 miliardo, si parla di 1 miliardo che arriverà e che nel bilancio non c'è, e però c'è l'uscita. Intanto ci abbiamo messo l'uscita, che non sia mai che a qualche consigliere viene qualche idea utile di investimento. E poi c'è il PNRR. Io guardando il bilancio ho visto che dal 23 in poi saranno numerosi, ne parlavo anche ieri con la vicepresidente De Berti, arriveranno molte risorse per alcuni interventi importanti. Ma anche su questo, due domande rivolgo alla Giunta. Ma abbiamo impegnato 2 sedute di Consiglio regionale a discutere di come le risorse europee stanziate con l'ottica di cui vi parlavo prima potessero essere utilizzate dalla nostra regione non per fare le cose che non eravamo riusciti a fare in tutti questi anni, ma per costruire un impianto di interventi diversificato che consentisse alla Regione del Veneto di fare quel salto. La Regione del Veneto come comunità, come territorio, per fare insieme quel salto che ci proiettasse nel futuro. E invece se io vado a guardare l'elenco degli interventi che con il PNRR verranno finanziati o sono finanziati in questa regione, io vedo tantissime cose pregevoli, ma a spot, alcune che dipendono dalla buona volontà dei territori, degli amministratori locali di andarsi a prendere le risorse, e altre che arrivano perché arrivano. Ma abbiamo parlato per 2 sedute di Consiglio dei 17 programmi strategici di investimento che potevano cambiare la nostra regione, ma che fine hanno fatto quei progetti lì, dentro la pianificazione di questo bilancio? Perché qui dovevano stare e non ci sono. PNRR, guardate anche qua, se noi guardiamo quello che arriva alla Regione del Veneto dal PNRR, nel quasi 90% dei casi è in ambito sanitario. Case di comunità, ospedali di comunità. Ora, anche su questo, colleghi, a me va benissimo, nel senso è fondamentale investire nell'infrastruttura sanitaria, nella capacità di offrire ai cittadini del Veneto una serie di strutture in grado di corrispondere alle necessità di cura, ma abbiamo bisogno di avere contezza della progettualità che ci sta dietro a quei grandi investimenti. Ammoderneremo, recupereremo tante strutture, ne apriremo delle altre, ma quando è che ci diciamo che in questa regione, a proposito delle lezioni che dovremmo aver imparato dalla pandemia, abbiamo scelto da troppo tempo di abbandonare la medicina territoriale e di costruire un'offerta sanitaria che fosse concentrata in troppi pochi posti, dimenticando totalmente le necessità del territorio. Io non sono una fan dei tanti piccoli ospedali diffusi per il territorio, lo dico con chiarezza, e quindi mi convinceva anche l'idea di concentrare in grandi ospedali specializzati alcune funzioni, ma doveva corrispondere a questa idea il rafforzamento del presidio territoriale. E anche qua, giusto per, poi mi vengono in mente parlando, stare sulla verità. Il Presidente Zaia dice che il Veneto è una delle regioni che ha meno percentuale di incidenza della sanità privata nell'offerta. Perché è vero che c'è una quota contenuta di sanità privata convenzionata, ma quant'è la sanità privata non convenzionata che progressivamente sta sostituendo il pubblico, per via di come i dati possono essere manipolati come si vuole? Sì, il problema è che io non lo faccio in diretta televisiva tutti i giorni, io lo faccio qua in questo Consiglio,
Basta vedere i numeri, non è così. Vi sfido a dimostrare Lasciate che non è parlare così. la collega, grazie. Ma poi, guardi, capogruppo Villanova, non serve fare la gara dei dati, basta uscire da questo palazzo e chiedere alle persone normali se sono in grado di avere una visita medica specialistica in tempi decorosi in una struttura pubblica o privata convenzionata. Non è che bisogna andare a prendere chissà quali indicatori del benchmark, della performance e di chissà cosa. Si esce di qua e si dice: buongiorno, se lei deve fare una visita cardiologica nel pubblico o in quella piccola quota di privato convenzionato, quanto tempo ci mette? Se la risposta è che ci metto 6 mesi, abbiamo un problema. E se nel privato non convenzionato ci metto 3 giorni, e ne trovo tanto di privato non convenzionato che me la fa in 3 giorni quella visita, vuol dire che abbiamo un problema. E io penso che venire in questo Consiglio a spiegarmi che siamo i numeri 1 nella sanità è una presa in giro per quella persona che deve aspettare 6 mesi la visita cardiologica. Allora io mi chiedo, e vado a chiudere, Presidente, in questo contesto quante risorse davvero ci sono in questo bilancio? Perché io ho provato a guardarlo e davvero non ho capito, e vi farò alcuni esempi. Uno l'ho già in parte citato prima, a proposito di sanità, il bilancio di azienda zero. Mi spiace che non ci sia l'assessore Lanzarin, che di solito è sempre presente nei consigli. Ah, ecco, perché di solito c'è sempre, mi stupiva la sua assenza. Ci guarda, però bene. Mi dispiace che stia poco male, infatti. Però c'è un poco bene. È un lapsus freudiano. Un poco male. Dicevo, c'è un problema che riguarda il bilancio di azienda zero. Perché guardate, se noi diciamo che l'80% del bilancio regionale è composto dal bilancio del perimetro sanitario e poi noi quell'80% non lo vediamo qua dentro come andrebbe visto, di cosa stiamo parlando? Noi abbiamo i soldi che entrano dallo Stato, 10 miliardi, i soldi che vanno ad azienda zero, 10 miliardi. E poi la governance di quei 10 miliardi che passa attraverso azienda zero di fatto totalmente. Noi come la verifichiamo? Qual è il luogo in cui noi possiamo far sapere ai veneti che azienda zero chiude il bilancio con un utile pazzesco? Milioni e milioni di utile a azienda zero e tutte le ASL del territorio sono in deficit. Ma ci sarà un luogo in cui noi possiamo discutere di questo squilibrio e di questa modalità di gestione delle risorse? Nell'ambito più strategico, a proposito di autonomia, la sanità, la materia per eccellenza sulla quale già le regioni esercitano un'ampia autonomia. E quando lo discutiamo il bilancio di azienda zero? Quando possiamo decidere o contribuire a decidere su come investire le risorse in questo ambito? C'era il tema, lo citavo prima, dei fondi europei, no? Che entrano e non sappiamo come vengono allocati. Ma Veneto Lavoro ha chiuso il bilancio con 30 milioni di utile. E chi li vede quei soldi lì? Entrano dall'Europa, io nel bilancio vedo il cofinanziamento regionale, cioè la spesa. L'Europa mi dà i soldi, l'assessore Donazzani gira tutti a Veneto Lavoro, che come azienda zero è l'ente strumentale della regione, in questo caso che gestisce le politiche del lavoro, e come azienda zero che chiude il bilancio inutile di milioni di euro, anche Veneto Lavoro chiude il bilancio inutile di 30 milioni di euro. Qua non c'è una lira. Ma nella cassaforte di azienda zero, nella cassaforte di Veneto Lavoro i soldi ci sono. È che questo bilancio lo discutiamo qui e le risorse le allochiamo qui. Le risorse di azienda zero e di Veneto Lavoro le decide dall'altra parte, gli assessorati o il direttore generale di azienda zero e di Veneto Lavoro, che non sono politici, non rispondono come voi di quello che fanno. Allora, se io ho 30 milioni su Veneto Lavoro e se ho 30 milioni su azienda zero e qua devo discutere degli spiccioli, ma che modo è di gestire la finanza regionale? Mi spiegate che non ci sono i soldi?
Faccio un altro esempio. Veneto Sviluppo, assessore Calzavara. Quanti soldi ci sono della Regione del Veneto fermi da anni su Veneto Sviluppo? Ho fatto una richiesta come vicepresidente della prima commissione, firmata anche dal Presidente, direttamente agli uffici, e ho chiesto: posso sapere quante sono le risorse che negli anni la Regione ha trasferito a Veneto Sviluppo e che non sono state trasferite a loro volta ai soggetti per i quali erano stati stanziati? E non mi hanno risposto, Quando noi facciamo le variazioni di bilancio e diciamo, tipo quella che abbiamo fatto ieri, 150.000 euro in più a Veneto Sviluppo, una volta che quei 150.000 euro escono da qua e vanno là, ma io come faccio a sapere che fine fanno? Ci sono oltre 3 milioni e mezzo di risorse del Veneto in quel famoso fondo anticrisi che abbiamo iniziato ad attivare dal 2020 per la pandemia. Dove sono quei soldi? Chi li ha ricevuti? Quanti ce ne sono ancora nel bilancio di Veneto Sviluppo? È un fondo di rotazione, dovrebbero andare e rientrare. Ce l'avete scritto nell'emendamento che ci avete presentato ieri. 150.000 euro che si aggiungono ai 3,5 milioni già presenti nel fondo. Quanti sono i soldi fermi in Veneto Sviluppo e chi decide come allocarli, a chi darli e con quali regole? Veneto Sviluppo poi, cioè azienda zero almeno, vuol dire, è un ente strumentale della Regione. Veneto Lavoro è un ente strumentale della Regione, ma Veneto Sviluppo è una società dove la Regione ha il 50% e l'altro 50% ce l'hanno le banche e le assicurazioni. Ma è normale che io devo dare milioni e milioni di euro del bilancio regionale ad una società di cui detengo solo la metà della partecipazione azionaria e non ho possibilità di sapere come vengono gestite quelle risorse? Grazie. Quante ce ne sono dentro la cassaforte? Come faccio a recuperare quelle che sono ferme? E ce ne sono, perché l'anno scorso ci avete portato una variazione di bilancio in cui vi siete accorti che c'erano, mi pare, 9 milioni di euro dal 1995 fermi in Veneto Sviluppo. Non si ricorda se era marcato. Ah no, perché io i numeri lo sa. Fermi in Veneto Sviluppo, che era scaduto diciamo, il mandato della legge che aveva erogato quei finanziamenti ed erano fermi lì. Ora io le chiedo, visto che l'ho fatto come ufficialmente con un documento da vicepresidente della prima commissione, lo chiedo ufficialmente anche in quest'Aula, venga in commissione e ci dica quanti soldi ci sono dentro Veneto Sviluppo fermi, non allocati, dal 1995 in poi, e vediamo. Ma glielo devo chiedere, perché se no io mi fermo a quello che c'è scritto in questo bilancio, cioè che soldi non ce ne sono. Ho fatto solo alcuni esempi, potrei farne altri, del perché io sono convinta, perché guardate, la curiosità mi è nata da questo. Siccome abbiamo sempre, lo facciamo spesso, quindi diciamo, ma ci servono più soldi per la sanità, perché, cavolo, la Toscana investe di più. Ci servono più soldi per la cultura, perché l'Emilia investe di più. Ci servono più soldi per le università, perché la Lombardia investe di più. E dicevo, ma a parte l'addizionale, ma com'è possibile che regioni più piccole della nostra, con una popolazione inferiore, con una propensione all'impresa inferiore alla nostra, abbiano così tante risorse in più? È inspiegabile. Ce lo diceva il Presidente l'altro giorno. Quanto incassano dall'addizionale IRPEF l'Emilia Romagna? 250 milioni. Ma se io faccio la somma, 300 milioni, ma se io faccio la somma di quanti soldi investe più di noi l'Emilia Romagna, sono più di 300 milioni. E quindi mi chiedevo, ma com'è possibile che l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, pur essendo regioni o simili o addirittura più piccole della nostra, al netto delle risorse dell'addizionale ne abbiano di più di noi? Dove sono i soldi della regione del Veneto? Questo mi sono chiesta e mi sono accorta dove sono. Un pezzo sono nell'ente strumentale X, un pezzo sono nell'ente strumentale Y, e il tema è che la gestione, le decisioni su quelle risorse non passano da qui. E a noi ci dicono che non ci sono soldi. Non ci sono soldi per gli asili nido, non ci sono soldi per le caro bollette, non ci sono soldi.
per le borse di studio. Ne approfitto, Presidente, anche per stigmatizzare da quest'Aula il comportamento dell'assessore Donazzan, che convoca gli studenti delle organizzazioni studentesche per discutere con loro, dopo anni che chiedevano un incontro, per discutere con loro delle condizioni delle borse di studio, li convoca dopo anni finalmente a Venezia, li fa arrivare e non si presenta all'incontro. Non si presenta all'incontro. Stigmatizzo pubblicamente questo comportamento. Allora, dicevo, a noi ci dite che non ci sono i soldi per niente, però Veneto Lavoro i soldi ce li ha, Veneto Sviluppo i soldi ce li ha, Azienda Zero i soldi ce li ha. Solo per citare i tre soggetti più importanti, ma se poi andiamo a vedere i bilanci anche degli enti strumentali o delle partecipate della Regione, tipo CAV i soldi ce li ha, partecipata al 50% dalla Regione del Veneto, chiude un bilancio con 18 milioni di utile. Allora, signori, colleghi, io sono disponibile, come dire, a fare anche il catenaccio se serve. Il catenaccio lo fai quando hai proprio giocatori scarsi, capaci solo di picchiare duro le caviglie. Io non voglio accontentarmi di giocare in una squadra con i difensori ignoranti che abbattono l'attaccante avversario perché non hanno altre qualità. Io penso che la Regione del Veneto, proprio perché non sono pessimista, abbia grandi talenti da sfoderare nella sua nazionale. Grandi talenti. Possiamo permetterci di fare un gioco di squadra capace di valorizzare le qualità che abbiamo, gli 11 giocatori più forti, le eccellenze. Abbiamo il giocatore impresa, che è fortissimo, che anche se ha qualche difficoltà fisica, ha delle abilità pazzesche. Abbiamo il giocatore tessuto sociale, mai come in Veneto la rete del volontariato, della solidarietà, dell'associazionismo ci ha consentito in questi anni di essere competitivi sull'offerta dei servizi educativi e di supporto alle famiglie. Abbiamo il giocatore della cultura, mi verrebbe da dire, dopo tutte le discussioni di questi giorni, Teatro Nazionale, la capacità di avere un sistema culturale diffuso sul territorio, capillare, è un ottimo giocatore. Abbiamo anche ottimi giocatori che contribuiscono al sistema sanitario e sociosanitario, lo abbiamo detto durante la pandemia, eroi li chiamavamo, ce li siamo dimenticati adesso, che guadagnano come fossero operai metalmeccanici, anzi forse meno. Anche quello lì è un forte giocatore da schierare in campo, bisogna però valorizzarlo il giocatore sanità, metterlo nelle condizioni fisiche di poter scattare, riprendere, ricorrere. Insomma, è una regione che ha 11 giocatori fortissimi. Dobbiamo metterli nelle condizioni di avere degli schemi di gioco efficaci. Poi anche se abbiamo una punta scarsa va bene lo stesso, l'aiuta la squadra, come si dice, no? Saliamo con gli altri. Ecco, possiamo vincere anche con una punta scarsa se però abbiamo contezza delle risorse di cui abbiamo a disposizione, se siamo in grado di assumerci la responsabilità di alcune decisioni nei luoghi in cui quelle decisioni devono essere prese. È questo, non è né il palazzo dall'altra parte del canale né le sedi dei consigli di amministrazione delle società partecipate. Possiamo avere una buona squadra se siamo capaci di fare un po' di programmazione, cioè di pensare oggi cosa vogliamo essere tra un po' di anni. Ecco, io credo, e chiudo Presidente, che con questo bilancio di previsione triennale, che dovrebbe essere appunto il documento che ci consente di definire gli schemi di gioco, noi siamo costretti, come in effetti è capitato anche alla nazionale italiana, di non riuscire neanche a qualificarci a questi mondiali.